Ciao a tutti, sono Cristian Sergo, portavoce regionale del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo appena finito la nostra conferenza stampa dove abbiamo convocato i giornalisti per annunciare loro quello che avevamo in qualche modo già anticipato domenica ai nostri attivisti nella riunione regionale di Gemona. Abbiamo deciso di presentare una mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione Deborah Serracchiani per tutte le responsabilità che secondo noi sono in capo alla Giunta regionale per l'omessa vigilanza per quanto è accaduto con le due cooperative, sia la cooperativa operaia di Trieste che la cooperativa di consumo Carnica. Sono successe alcune cose che secondo noi sono gravi e come sapete la regione e l'inerzia della regione ha portato sì che a muoversi fosse la procura e noi ci chiediamo come in 2 anni non potesse essere l'organo competente proprio per la vigilanza dei due enti a doversi muovere. Di fatto non sono state fatte revisioni straordinarie, ci si è limitati sempre a dire che si davano per buoni gli atti dei revisori dei conti, cosa che secondo noi non è così, perché con le revisioni straordinarie la Regione aveva il dovere di vigilare anche sulla consistenza patrimoniale dei due enti, sullo stato delle passività e come sapete i numeri sono poi diventati sempre più ingenti nel corso degli anni e adesso siamo arrivati alla situazione che anche per quanto riguarda cooperative carniche non sappiamo se riusciremo ad arrivare a un piano industriale oppure no, si chiede un'ulteriore proroga di 60 giorni, tanto è grave la situazione.